Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. La perturbazione che sta portando un forte maltempo e causando ingenti danni al nord-ovest toccherà di striscio anche il nostro territorio nella giornata di giovedì 24 ottobre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino potremo avere qualche foschia o nebbia sulle pianure. Dal pomeriggio invece più nubi sul Padovano, sul Veronese e sul Vicentino, con piogge e temporali piuttosto diffusi, mentre sul resto della regione si manterrà asciutto e anche soleggiato. Lieve calo termico, ma temperature ancora sopra la media del periodo, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 22 gradi. Si mantiene buono invece il tempo sul Friuli Venezia Giulia, qualche foschia al mattino, ampio soleggiamento ovunque invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non si escludono dei temporali pomeridiani, sarà più asciutto invece sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.